Buongiorno Renzo. Oh, buongiorno professor Maggi, come sta? Ma ci ritroviamo dopo caldissima giornata. Oggi è una giornata caldissima, dopo tante elucubrazioni sulla politica che va, che non vi è, che va, che non va, e ci ritroviamo. Sì, ma poi tra l'altro nel frattempo guarda quante cose sono successe. Elezioni europee, sindaco nuovo qua a Rovigo, un sacco di sindaci in giro per il mondo. Verissimo, verissimo. Che dire, tu sei soddisfatto delle votazioni? Beh, direi di sì, il centrodestra ha avuto anche Forza Italia ha avuto un piccolo aumento, quindi non possiamo che essere contenti. La Forza Italia praticamente rappresenta nell'ecosistema della destra i moderati. Senza dubbio. Mentre una volta eravate voi i rivoluzionari. Bravo, mentre vedi come cambiano le cose. E tu sei soddisfatto di questo tuo ruolo di pompiere? Sì. Diciamo sì. Per alcuni aspetti, pompiere. Pensa che non ho neanche fatto il militare. Neanch'io. Siamo in due. Siamo in due, non ho neanche fatto il militare. Però mi manca, perché poi dopo ci sono di quegli argomenti. A me non piace il calcio, quindi già lì scarto uno degli argomenti principi quando ci si trova in amici. E poi per la nostra generazione parlare del militare è una roba fondamentale. Sì, perché quasi tutti i nostri coetanei l'hanno fatto. L'hanno fatto e cominciano a dire hai fatto il CAR qua, hai fatto là, e siccome a me piace essere coinvolto nelle discussioni, lì invece mi lasciano fuori. Ma lei ha tanti altri argomenti. Lei ha tanti argomenti. Però dispiace non poter dire la mia. Argomenti con i quali poter approfondire le questioni. Vabbè. E quindi dai, il sindaco cittadino, tu che sei. La prima intervista gliel'ho fatta io, a parte il giorno che è stata eletta, sì. Ma poi dopo, 2 giorni dopo, c'è avuto subito una tegola perché la tromba d'aria. Mamma mia. Tra l'altro qua siamo in uno dei locali che è stato colpito. Ma proprio in questo punto è stato il massimo del danno al manufatto del centro commerciale. Mamma mia, ragazzi. Però uno non è che si può rilassare un attimo, diventi sindaco dopo una campagna elettorale infinita, perché poi con il ballottaggio. È stata un po' lunga. Sì. È stata un po' lunga, ma non cattiva però. No, assolutamente. Di solito io mi ricordavo delle battaglie più importanti. Non è stata cattiva, vuol dire che dal punto di vista della civiltà, diciamo che forse è migliore. Dipende sempre dalle persone. Sì. Dipende sempre dalle persone. A volte che persone che te ritieni siano di buon senso invece sono dei litigiosi, e invece no, è stata. Comunque nel nuovo sindaco una donna, per la prima volta il comune capoluogo ha come sindaco una donna, e sicuramente saprà trasfondere il suo pragmatismo di femminile in modo positivo. La manager, lei è un ex preside, quindi sicuramente il preside. Lei è ancora preside. Lei è preside da poco, è una dirigente scolastica. Perché il dirigente scolastico deve essere un manager praticamente. E quindi adesso comincia la sua avventura a capo del comune capoluogo, che di problemi ne ha tanti, sai, perché il mio amico Gaffeo ne ha lasciati. Sì? Però insomma. Come l'hanno presa gli amici di Gaffeo? E poi ti faccio la domanda anche, ne parliamo dopo. Gaffeo è una persona intelligente e capace, l'ha presa con stile. Sono convinto, profondamente convinto, che farà un'opposizione certamente nell'ambito della correttezza, ma sarà un'opposizione, come dicono quelli che parlano in difficile, puntuta. Ma perché secondo te ogni volta che vince la destra, la sinistra urla che c'è un attacco alla democrazia ogni volta? Cioè, se si stabilisce che il popolo è sovrano, o si parte dal presupposto che il popolo sovrano non è sovrano ma è influenzabile da qualsiasi. Professor Maggi, lei ha usato l'argomento più intelligente, l'argomento principe. Se diciamo che il popolo è sovrano, quello che decide il popolo. Appunto, invece no, ogni volta bisogna sottolineare che questo appartiene alla categoria degli intellettuali. Lei conosce gli intellettuali? Il radical chic. Il radical chic.
di solito i radical chic dicono ho ragione me, e se hanno perso non gli capivo mai che altri. Però sta parlando dappertutto, Francia docet. La Francia è molto... Siamo ancora all'inizio della Francia, siamo a metà del quadro. Tu dici che col ballottaggio potrebbero cambiare delle cose? Potrebbe fermarsi l'onda. Quindi... Fra 15 giorni non si ferma l'onda. No, ma è un problema tecnico, sai. È un problema tecnico, insomma loro hanno i ballottaggi. E come si dice sempre, lo scopriremo. Lo scopriremo solo vivendo. Solo vivendo. Noi ci porta il ben di Dio qua. Sì, qua, come si dice in campagna, a se strafoghiamo qua. Vabbè, e quindi... Professor Maggi, alla sua. Complimenti. Alla vostra. Alla vostra.